Forse la noia, forse troppi stimoli o il bisogno di lanciare un messaggio. Sempre più giovanissimi, spesso di età compresa tra gli 11 e i 14 anni, si spingono in giochi estremi al limite con la morte. Anche nel veneziano in questi giorni si segnalano episodi. Dai ragazzini visti da una testimone distendersi sulla strada e rialzarsi al sopraggiungere delle auto solo all'ultimo momento, alla segnalazione di un ragazzino nel Milanese che si sarebbe fatto suggestionare, secondo il racconto di un compagno di classe ai carabinieri, dal fenomeno del Blue Whale, una specie di gioco che istiga al suicidio e le cui istruzioni circolano in rete. E mentre le forze dell'ordine indagano, sulla questione interviene anche il procuratore di Venezia che lancia un messaggio alle famiglie. L'opera delle famiglie, delle scuole deve riuscire in qualche modo a bilanciare questi messaggi negativi che arrivano. È l'invito anche a rivolgersi in caso di disagi che si dovessero accertare a tutte le strutture che sono presenti sul nostro territorio e che servono a fronteggiare drammatiche situazioni di questo tipo. È importante dunque non sottovalutare determinati comportamenti in famiglia e a scuola. Un altro appello poi è rivolto a tutta la cittadinanza. Chi dovesse assistere a scene di questo tipo di avvertire subito le forze di polizia.